È interessante secondo noi coinvolgere i bambini sul loro quartiere, sul loro territorio e sensibilizzarli su ciò che li circonda. Quando l'educazione civica si coniuga con la creatività. E l'esempio concreto è questa mostra che per il quinto anno si rinnova tra le volte del chiostro nella sede dell'Archivio di Stato a Treviso. Pannelli dove i bambini delle elementari trevigiane hanno descritto il loro territorio, che vuol dire la scuola, il campo giochi, il quartiere in genere, una descrizione tecnologica come si conviene in quest'epoca di nativi digitali. Così se i pannelli si guardano con il telefonino le immagini fisse si animano. Aggiustare le recensioni, così. Certo cambia, anzi diventa sempre più affascinante il mezzo, ma le richieste quelle rimangono sempre le stesse. Questa edizione più che mai pressanti verso il prossimo inquilino a Cassugana. I bambini danno degli spunti molto interessanti anche su cose di cui noi non ci accorgiamo ogni giorno e permettono agli amministratori di capire problemi grandi o piccoli del territorio. Suggerimenti ce ne sono stati tanti, a partire ad esempio da installare della cartellonistica, chiedere degli interventi per le scuole. Alcune scuole non hanno neanche fatto suggerimenti, si sono concentrati sulla storia, perché uno dei due temi era "C'era una volta la mia città", ad esempio riscoprendo luoghi storici del proprio quartiere. Perché se i giovani non scoprono il loro passato non possono progettare il futuro, ricordava Indro Montanelli. Ecco perché la conoscenza porta sin da piccoli alla consapevolezza. Ma allora qual è il messaggio dei più piccoli alla prossima amministrazione? Di ricordarsi che ci sono anche i bambini, ci sono anche cose che possono sfuggire agli adulti, ma che sono molto importanti per la vita quotidiana. Anche se non votano? Anche se non votano, i bambini sono i futuri abitanti della nostra città.